Diciamo che quando questa ragazza cinese si è portata in questi uffici per denunciare questo possibile sequestro, sicuramente c'è stato un momento di apprensione iniziale, anche perché tutto lasciava supporre che in effetti il sequestro fosse avvenuto. C'erano dei messaggi da lei ricevuti in terza persona, sembravano mandati da un rapitore che aveva sequestrato il marito e che dichiarava addirittura che se la moglie avesse denunciato questo alle forze di polizia avrebbero picchiato e avrebbero fatto del male al marito. Questo ha chiaramente destato la nostra attenzione, abbiamo dovuto subito avviare un'indagine abbastanza serrata per cercare di salvare questo ragazzo. E in effetti dopo poche ore è stato possibile, con un'indagine anche tecnica, è stato possibile rintracciare il veicolo del soggetto e fermarlo con a bordo questo soggetto. Quando è tornato, l'abbiamo portato in questura, inizialmente negava e non si era un po' chiuso a riccio, non parlava con gli investigatori. La bravura degli investigatori e dell'interprete sono riusciti insomma a farlo mettere a suo agio e ci ha confessato di aver lui orchestrato questo finto sequestro e di essersi inventato tutto, perché da un paio di giorni aveva speso tutto alle slot machine e non aveva il coraggio di rientrare a casa. Quindi abbiamo cercato di approfondire cosa avesse fatto in questi 2 giorni. In effetti ha ammesso di aver frequentato le sale giochi della provincia, di aver speso quanto aveva con lui e di aver dormito in auto, di essersi malnutrito anche, ma di non avere avuto il coraggio di rientrare a casa per parlare con la moglie. Moglie e figli rassicurati, la vicenda si è chiusa nella serata di sabato, tutto sommato bene. Sicuramente adesso l'autorità giudiziaria dovrà vagliare la posizione di lui, perché un'intera forza di polizia insomma si è attivata per salvarlo. Ecco. Grazie, perfetto. Cos'è il procuratore?